sopralluogo in mattinata del governatore Zaia nelle zone più colpite, una devastazione che rispetto a Vaia dice ha interessato l'intera regione. Intanto nuova perturbazione in arrivo, emergenza non finita. Alle 7 del mattino transitata a ponte senza conseguenze la piena del Piave, in giornata fatti rientrare nelle proprie abitazioni i residenti della Golena, fatti sfollare. Disperate le condizioni di un 17enne che si trovava in sella alla moto quando è stato prima travolto da un camion e poi investito da un furgone che sopraggiungeva in viale Felicent. E un furgone di Poste Italiane è uscito di strada, ha centrato la vetrata di un centro estetico, tragedia sfiorata a Volpago, nessun ferito per miracolo, tra i clienti l'autista forse colto da malore. 13enne ricoverato in ospedale dopo un improvviso malore in classe, dramma stamane in una scuola media di Oderzo. Cercano lavoro ma si ritrovano a dover pagare pacchetti vacanza. La Guardia di Finanza scopre una truffa a danni dei giovani disoccupati. 13 soldati ma solo 8 urne per ottimizzare lo spazio. Polemiche dopo la cerimonia di Crespano e Cima Grappa per onorare i caduti della Grande Guerra. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dal maltempo con il sopralluogo in mattinata del presidente del Veneto Zaia che ha compiuto una ricognizione dalla montagna al litorale. Una devastazione che rispetto a Vaia, ha detto, ha interessato dunque l'intero territorio. Sentiamo il primo servizio. Avevamo la devastazione dei boschi, sembrava un cimitero, no? Qui invece è un panorama variegato che va dai grandi allagamenti del Veneto orientale, credetemi sono molto estesi, alle spiagge che in alcuni tratti non ci sono più. Questo è quello che... E poi per finire alle cavane e a tutta la sacca di Scardovari, dove c'è, vedrete nelle foto, nei filmati, c'è materiale dappertutto volato via. Reduce dal sopralluogo in elicottero dalla montagna al litorale, il presidente del Veneto Luca Zaia parla di emergenza ancora in corso, vedasi il mare d'acqua, dice, lungo il Lemene nel Veneto orientale, e di una devastazione che non deve essere ridotta a mera appendice di quella della città di Venezia. Ho chiesto formalmente che venisse splittata la parte di Venezia perché lì c'è l'emergenza concreta, un'emergenza fra l'altro continua ed è giusto che il sindaco sia già in pieni poteri commissariali. Dall'altro noi adesso invieremo il resoconto di quello che è stata questa calamità, questi giorni che ancora non sono conclusi, siamo ancora in emergenza. Ma il tempo è da stasera, inizia ancora piogge, presenteremo una foto di quello che è accaduto e dopodiché ci sarà da parte del Consiglio dei Ministri, questa è la rassicurazione che abbiamo, ma non può che essere così, la dichiarazione dello stato di crisi e quindi lo stanziamento delle prime risorse. Continuano gli interventi, continua l'allerta, un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica con lo stato di preallarme è stato emesso dalla Protezione Civile del Veneto. Nuove precipitazioni che si spera trovino condizioni meno sfavorevoli rispetto allo scorso fine settimana. Si abbassano le temperature e usciamo da questo limbo di tempo strano, sciroccoso eccetera, entriamo in un clima più invernale, altrimenti i guai sono guai. I danni sono già enormi, aggiunge Zaia, che chiude con un pesante riferimento al Piave. Il Piave è la vera preoccupazione che abbiamo in Veneto, perché c'è il tema della piana storica, c'è il tema di un fiume che ormai ha un carattere torrentizio pieno di alberi, il Piave deve essere pulito. A Ponte di Piave si attendeva per la serata la definitiva chiusura del COC, il centro operativo comunale. Sfollati dalla Golena sono stati fatti rientrare. In mattinata il nostro collega Cristian Arboita ha fatto il punto con il sindaco Paola Roma. Questa mattina alle 7 è passata la piena qui a pochi metri. Sindaco, com'è la situazione? Allora, stanno rientrando intanto le 4 persone che hanno presso la parrocchia di Ponte di Piave, che sono state gentilmente ospitate lì da parte del parroco. Adesso man mano stiamo dando l'avviso ai residenti di rientrare nelle proprie aree, tranne alcuni, un gruppo di abitazioni, proprio perché c'è una stradina allagata. Riepilogando, ci sono stati 34 sfollati nella mattinata di ieri domenica. Gli uffici del comune hanno provveduto all'evacuazione, 4 persone sono state ospitate presso la parrocchia.
3 animali, 3 cani da compagnia sono stati portati invece al canile di Ponzano Veneto. Insomma, adesso sembra rientrare questa emergenza. Sì, sta rientrando e chiaramente adesso stiamo tenendo anche monitorato quelli che saranno i prossimi bollettini del CFD per le precipitazioni previste per i prossimi giorni, ma che chiaramente speriamo non ci sia uno scenario similare a quello che ci ha visto in questi giorni. Ecco, la precauzione è stata fondamentale, le misure preventive che sono state adottate. Davvero un lavoro fatto di squadra, un lavoro che ha permesso anche di tranquillizzare e di mettere in tranquillità i cittadini stessi. Sorvegliati speciali nelle scorse ore anche il Meduna e il Livenza. A questo proposito il sindaco di Porto Buffolè assicura ai nostri microfoni che i lavori per il nuovo bacino di laminazione sono al via. Il Livenza è rimasto sotto i livelli di guardia anche perché la cassa di espansione in località Pra dei Gai tra Mansuè e Porto Buffolè ha fatto il suo dovere ricevendo acqua per tutta la settimana. E questa è una delle aree più delicate e fragili del Trevigiano, a ridosso con la provincia di Pordenone, ed è qui che a breve, dopo una lunga vicenda burocratica e in parte giudiziaria, partiranno i lavori per un nuovo enorme bacino di laminazione. L'operazione regia regionale, assicura il primo cittadino, servirà a tutti i comuni del territorio che insistono sui torrenti Meduna e Livenza. Con questa soluzione, nei punti massimi di criticità, dai calcoli fatti dagli esperti, naturalmente non dal sottoscritto, avremo un mezzo metro di acqua in meno. Mezzo metro di acqua in meno in momenti di pericolo vuol dire salvare il centro di Porto Buffolè, di Meduna, di Motta e di altri comuni. Un'opera attesa da molto tempo che dovrebbe scongiurare il peggio, anche guardando al passato e all'impetuosità in particolare del Meduna. Nella storia i problemi principali di Porto Buffolè sono sempre venuti dal Meduna. Infatti le due alluvioni 65 e 66 l'acqua non è tracimata dalla Livenza, ma è arrivata via strada proprio da Prata di Pordenone che aveva rotto l'argine del fiume Meduna. Molti i residenti che in questi giorni stanno monitorando la situazione. 3-4 anni fa l'acqua arrivava a 2 metri dalla strada. Quando piove molto succede questo fenomeno. Io è la prima volta che lo vedo pieno così, per dire, fa impressione, fa veramente impressione. Torneremo a parlare di maltempo nella pagina bellunese, intanto andiamo avanti con la cronaca. Un furgone di Poste Italiane è uscito di strada e ha centrato la vetrata di un centro estetico entrando nel locale, come si vede dalle immagini. È accaduto nel pomeriggio in via San Pio X a Volpago del Montello. Il conducente, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo piombando nel negozio. È stato subito soccorso dagli uomini del SUEM 118. Nessuna persona che si trovava all'interno del centro è rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. E un gravissimo incidente si è verificato invece questa mattina lungo viale Felicent a Treviso. Un camion ha travolto un motociclista, disperate le condizioni di un 17enne. Era in sella alla sua moto da cross, da Treviso si stava dirigendo verso Villorba quando all'altezza dell'ippodromo un camion lo ha travolto. Il giovane di 17 anni è volato a terra ed è finito sotto un furgone che stava sopraggiungendo dalla parte opposta. Il ragazzo è stato subito soccorso dagli uomini del SUEM 118 che lo hanno stabilizzato e portato d'urgenza in ospedale. Il 17enne, residente a Casale sul Sile, è stato ricoverato in prognosi riservata dove sta lottando tra la vita e la morte. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Villorba. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo una prima ricostruzione il motociclista è stato travolto dal camion che stava effettuando una manovra. Il traffico lungo la strada è stato completamente bloccato in entrambi i sensi di marcia per permettere il soccorso del ragazzo e la rimozione dei mezzi. La viabilità è tornata regolare solo dopo diverse ore. Il gravissimo incidente è accaduto intorno alle 8:50. Buone notizie invece per l'altro giovane, Alberto Antonello, 19 anni, ricoverato prima a Mestre e poi a Castelfranco dopo il tragico incidente avvenuto a Musile di Piave dove ha perso la vita la fidanzata Giulia di 18 anni. Il giovane è stato dimesso dal nosocomio per continuare le cure presso la propria abitazione. Malore a scuola, un 13enne è stato portato in ospedale a Treviso, è accaduto questa mattina in una scuola media di Oderzo. Il ragazzino era entrato in classe come ogni giorno quando a un certo punto si è sentito male. Preoccupati gli insegnanti hanno allertato subito il SUEM 118, sul posto è atterrato l'elicottero di Treviso Emergenza che ha trasportato lo studente all'ospedale Cafoncello. Le sue condizioni non desterebbero tuttavia preoccupazione.
Cercavano lavoro ma si ritrovavano a dover pagare pacchetti vacanza. La Guardia di Finanza di Gorizia ha scoperto una truffa a danno di giovani disoccupati che venivano agganciati in rete per attività di brokeraggio, ma poi con un contratto truccato si impegnavano a comprare pacchetti vacanze per un valore di 2.000 euro destinati alla vendita porta a porta. La truffa coinvolge le province di Venezia, Gorizia, Udine, Treviso, appunto, Padova, Varese, Taranto, Ragusa e Foggia. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 persone, tutte indagate per truffa. Ora veniamo al caso dei 13 soldati, ma solo 8 le urne per seppellirli. Molte ci hanno chiesto come mai mancassero 5 urne, dunque, alla cerimonia di Crespano e Cimagrappa di sabato. E ce lo siamo chiesti anche noi, la risposta francamente lascia a dir poco perplessi. Li avevamo lasciati al Duomo di Crespano prima che venissero sepolti al Sacrario di Cimagrappa, 13 soldati italiani e austro-ungarici, ritrovati sul campo di battaglia quest'estate, 101 anni dalla fine della Grande Guerra. 13 soldati i cui resti sono stati raccolti in 8 urne di zinco con il simbolo della Repubblica Italiana a sbalzo, 8 urne per i resti di 13 persone, 5 urne meno dei caduti. Perché? Ci hanno chiesto i telespettatori chiamandoci. Perché? Hanno ribadito scrivendoti sui social. Perché ci siamo chiesti anche noi facendo la cronaca della cerimonia? Aspetto che abbiamo scelto di non sottolineare in quel servizio, ma solo accennarne, perché non distogliere l'attenzione dall'onore del raccoglimento dovuto ai caduti ci sembrava doveroso. Il motivo, temevamo, ma sappiamo anche ufficiosamente, è che i resti erano dispersi, a volte pochi, ma un uomo è un uomo anche se un solo osso è la sua terrena rimanenza. Sappiamo anche che sul Sacrario del Grappa la cripta che ospita gli ultimi soldati ritrovati ha ormai poco spazio. Insomma, si è trattata di una triste ottimizzazione dello spazio dei caduti per la patria, qualsiasi essa fosse. Ora, cosa sarebbe costato avere 13 cassette alla cerimonia per onorare anche simbolicamente i 13 soldati? Sarebbe stato un segno di attenzione, come un cenotafio lo è per un morto che non ha la sua tomba. E un altro segno di attenzione, permetteteci, è trovare uno spazio in uno dei più grandi sacrari d'Europa, come quello di Cimagrappa. È una montagna. Vi ricordate cosa c'è scritto? Monte Grappa, tu sei la mia patria, a caratteri cubitali. Una patria che non ti trova spazio, neppure se muori combattendo per lei. C'è dunque da riflettere. Ci fermiamo ora per qualche istante e ritorniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in diretta, edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo dallo sport, dal basket. La De Longhi centra un'altra vittoria in casa, stavolta contro Brescia. Messaggio solidale dei tifosi a Venezia, stremata dai giorni dell'acqua alta. Fotu tenuto da Vitali, lo fa fuori a questo punto sulla linea di fondo, non fa fatica ad arrivare al ferro. Credo che abbiamo dato l'idea ai nostri avversari di non poter fare mai un canestro facile, ecco, quindi naturalmente questo poi dopo a lungo andare te ne abbassa un po' le percentuali. Chiamatelo il fortino palaverde perché qui tra le mura amiche ha vinto soltanto Milano. La legge della De Longhi in casa viene fatta rispettare anche contro Brescia ed è un 72-68 finale che fa emergere ancora una volta la gran difesa e il gran carattere di Treviso. Ora bisogna fare in modo che questo tipo di gioco si veda anche fuori. Al di là dei numeri, no, che è evidente, noi abbiamo i nostri 8 punti, sono figli di partite giocate in casa, però le prestazioni invece forse addirittura giochiamo quasi meglio fuori casa che in casa. Bisogna stare concentrati non tanto su dove siamo, ma su quello che facciamo in campo. Treviso fa la voce grossa da subito contro Brescia, nella seconda parte però subisce il ritorno degli avversari, ma Fotu con i suoi 23 punti finali è immarcabile, ben coadiuvato da Nikolic, Parks, Logan e Imbrò. Abbiamo, credo, anche fatto un piccolo passo avanti tutti quanti, abbiamo fatto meno errori soprattutto nei momenti decisivi, abbiamo fatto meno errori anche proprio individuali durante la partita. Alla fine esplode la gioia dei tifosi che in ogni caso non dimenticano il dramma dei giorni difficili di Venezia e allora dai Fioide a sud il messaggio per la città stremata, al di là di ogni rivalità sportiva, è forse la vittoria più bella. E dunque anche al Palaverde il tema del maltempo. Torniamo a parlare di maltempo con la pagina bellunese. Massima allerta ieri per il rischio esondazione del lago di Alleghe, in paese rivissuti i giorni di Vaia. Il lago adesso, visto che si è fermato un po', sta scendendo.
sta andando giù un po' l'acqua. Comunque ne abbiamo abbastanza. E come dare torto a questa signora? È stata una domenica di paura ieri ad Alleghe, dove il lago, formatosi naturalmente quasi 2 secoli e mezzo fa a causa di una frana che ostruì il Cordevole, ha rischiato di esondare. Ecco, ieri il livello del lago si è spinto fino a lambire questa passerella ed è a quel punto che sono stati distribuiti i sacchi di sabbia ed a quel punto che la popolazione è stata invitata a restare in allerta. A metà pomeriggio dell'unità di crisi della regione è stata diramata l'allerta e subito ad Alleghe la mobilitazione è stata generale. Allora, siamo davanti allo Sport Hotel Europa di Alleghe, vedete i sacchi che sono stati posizionati ieri sera quando è stata data l'allerta per il rischio di esondazione del lago. L'albergo, l'hotel è chiuso in questi giorni, ma parlando con Sergio Pra, con il titolare, abbiamo saputo che ieri c'è stato un grande lavoro per spostare il materiale che sta al piano terra qui in questa zona. L'acqua che si vede che si alzava, che io abito proprio vicino al lago. Quindi. Quello le ha fatto paura? Perché dall'altra volta sì, c'è stato, ma comunque è andata bene. C'era più acqua che entrava rispetto a quella che poteva uscire allo sbarramento di Maserè e per fortuna quando la perturbazione violenta ha lasciato la vallata il livello del lago mano a mano è rientrato nella norma. Ieri è stata un'altra volta una giornata di quelle che ha fatto immaginare alle giornate dell'anno scorso. Sicuramente sì, a una certa ora verso credo l'1, mezzogiorno e mezzo c'è stato un vento caldo e forte per cui molte persone io sicuramente si sono un po' agitate, però insomma è passata, che anche per questa volta è andata bene. 23 frane tutte in un solo giorno ed è emergenza nel Bellunese dopo la domenica drammatica di pioggia violentissima che ha messo a rischio corsi d'acqua e la già fragile montagna. Ci sono 5.000 movimenti franosi catalogati in provincia di Belluno. Solo ieri, fra nuovi e antichi smottamenti, l'emergenza è scattata 23 volte. Dal Cadore Comelico alla Val Belluna, dall'Alpago all'Agordino, senza scordare la Val di Zoldo. È nella valle che separa il Longaronese dall'Agordino che si è staccata l'ultima frana, a Donta di Zoldo, quando oramai il sole dalle prime ore del mattino aveva iniziato a fare capolino. In Alpago è tornata a far paura la frana di Schiucazze, i cui movimenti vi abbiamo mostrato nel corso della diretta di domenica. 4 famiglie hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni e l'esasperazione ha superato il livello di guardia. Comprensibile, dice oggi il numero 1 di Veneto Strade Vernizzi, ma non c'è altro modo se non rimuovere il materiale ogni qualvolta se ne rappresenti l'urgenza. In caso contrario dovremo spianare tutta la montagna e questo, spiega, non è possibile. In Cadore a Perarolo si è rimessa in moto la vecchia frana della Busa del Cristo e smottamenti sono stati rilevati a Livina Longo, Selva di Cadore, Canale d'Agordo, Vallada Gordina, Caprile, Gosaldo, Zoppè di Cadore e poi ancora criticità a Santo Stefano di Cadore, in Comelico e a Belluno città. Qui siamo a Candates, sulla 203 a Gordina, qui il Cordevole un'altra volta ha combinato un guaio perché si è mangiato letteralmente la parte della strada che già l'anno scorso era stata praticamente distrutta dall'ondata di Vaia. In mattinata si sono susseguiti i viaggi dei camion che hanno scaricato grossi massi nella scarpata e così si prevede di tutelare la forza del Cordevole che continua a scorrere impetuosamente nel suo letto, ancora colmo di tronchi portati a valle dalla piena del 2018. La situazione permane critica. Riaperto alle 6 di stamattina il Ponte Bailey a Belluno a rischio per la piena del Piave che all'Ambioi si è riappropriato nuovamente di una parte dell'ex parco fluviale, quella dove i muraglioni non sono stati riposizionati in linea nel post Vaia. Oggi è stata una giornata di tregua in attesa di una nuova perturbazione che le previsioni meteo annunciano già per domani e che speriamo non sia pesante, dice il presidente della provincia Roberto Padrin, mentre è iniziata la prima conta dei danni che le stime indicano ingenti. Come vi abbiamo già detto nel TG di sabato sale la tensione tra i lavoratori della Wambao ACC di Melk dopo che venerdì l'amministratore dell'azienda ha annunciato la decisione irrevocabile di chiudere lo stabilimento. Questo pomeriggio al termine dell'assemblea di fabbrica convocate dalle RSU hanno preso la decisione unanime di scendere in strada a protestare. I lavoratori per una buona mezz'ora si sono intrattenuti per un sit-in bloccando la rotonda sulla provinciale che porta alla fabbrica. Adesso basta, intervenga con fermezza la politica, la richiesta corale delle maestranze. Per domani alle 10:30 in municipio a Mele è attesa la riunione del Consiglio di sorveglianza di ACC.
Venezia, è finito il tempo delle chiacchiere, ora ci vogliono risposte. Ne parliamo questa sera a Ring su Antenna 3 a partire dalle 21:15. In studio Giampaolo Bottaccina, assessore alla Protezione Civile del Veneto, Giorgio Deste, assessore alla Protezione Civile di Venezia, Ilaria Marchiori, giornalista di Media Nord-Est, Daniele Foccardi, presidente del Consorzio Venezia Taxi, e Giovanni Giusto, consigliere delegato della tutela delle tradizioni del Comune di Venezia. Prima a 20:10 Marco Donatelli Zamboni, l'elettricista volontario per aiutare i veneziani, e Pier Filippo Vidali, armatore. È tutto, grazie per essere stati con noi, io vi saluto e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Il maltempo, che ha causato disagi e danni ingentissimi sul Triveneto, non si placa. È atteso infatti un nuovo imminente peggioramento per l'arrivo di una ennesima perturbazione. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 19 novembre sarà all'insegna delle precipitazioni. Saranno piuttosto estese, frequenti, generalmente moderate, anche consistente sulle prealpi e sulle zone limitrofe, più modeste invece sul delta del Po e sulle aree circostanti. Quota neve in aumento fino a 1200-1400 metri sulle Dolomiti. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra gli 8 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, con piogge diffuse, vedete, localmente saranno anche intense. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 12 e 15 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, dove sarà perturbato con rovesci un po' dappertutto, e anche le piogge saranno localmente abbondanti. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime tra 4 e 5 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.